Grande entusiasmo a Renzo Barbera per l'allenamento a porte aperte del Palermo, che sabato pomeriggio sarà impegnato in casa del Cagliari per la penultima giornata di Serie B. Circa 3.000 tifosi si sono radunati sugli spalti per incitare la squadra di Eugenio Corini in vista di questo finale di stagione, con la speranza che possa qualificarsi ai playoff e continuare a sognare la promozione in Serie A. In tribuna per l'occasione c'erano anche il presidente Dario Mirri, che si è intrattenuto coi supporters presenti, l'amministratore delegato Giovanni Gardini e Riccardo Bigon, consulente tecnico del Citigroup. Al termine dell'allenamento i rosanero hanno svolto un amichevole contro la formazione Under 17 del club di Viale del Fante. Per la prima frazione di gioco mister Eugenio Corini ha schierato un 3-5-2 con Massolo tra i pali. In difesa Mattei, Bettella e Oriuela. A centrocampo da segnalare il ritorno di Sturaz, affiancato da Segre e Bro. Sulle fasce spazio a Buttere e Aurelio, mentre in avanti coppia composta da Bido e Soleri. In gol sono andati proprio due attaccanti, autori di una doppietta ciascuno, oltre a Bro, che ha fatto sì che il punteggio all'intervallo fosse di 5-0. Nella seconda frazione di gioco in campo rimane soltanto Oriuela. Mister Eugenio Corini rivoluziona l'11 e mette in porta Grotta, affiancando all'uruguaiano Graves e Marconi. A centrocampo Berre, Damiani e Gomez, mentre sulle fasce spazio per Valente e Sala. In attacco ci sono Tutino e Brunori, sebbene il numero 9 sarà out per squalifica nella trasferta di Cagliari. In vista dell'imminente impegno si è dimostrato carico proprio Tutino, che ha messo a segno ben 5 gol. Nel tabellino dei marcatori spazio anche per Graves e Brunori, quest'ultimo in rete col tacco. Il risultato finale è di 12-0. È stata una bella giornata. Ma anche se non fosse stato gratis noi saremmo qui per il Palermo, sempre e comunque. Sostenere la propria squadra e la propria città. La squadra è molto carica e anche oggi ci hanno dimostrato di essere molto energici. Oggi un giocatore mi ha guardato e mi ha sorriso, quindi ero molto felice. Cagliari-Palermo, grande pareggio. Sicuro un grande pareggio. Io dico 2-1. Io dico 2-1 Palermo. No, 1 pari. Io dico 1-0. E ci vedremo per il Brescia, per il finale di campionato, che noi andremo ai playoff. Lo sappiamo già. Noi puntiamo al 6° posto massimo, ma anche al 7° noi ci accontentiamo e ci arriveremo. Noi speriamo ovviamente di vincere. Speriamo appunto di arrivare in Serie A. È molto tosta perché abbiamo però le partite di playoff sono partite a sé, non si può mai sapere. È molto difficile, però Ci crediamo? Sì, ci crediamo, ecco. Dopo quello che è successo l'anno scorso tutto può succedere.